Repubblica dei Beni Comuni, un lavoro collettivo che peraltro è scritto nella stessa rivista, tratto dal sito democraziakm0.org e contiene ben 14 contributi di tutti di diversa formazione e competenza: sociologi, politologi, filosofi, economisti, giuristi, tanti chimici, merceologi, ingegneri, tutti accomunati da un forte impegno politico-sociale, se non addirittura etico per alcuni aspetti, dedicati tutti ai beni comuni. Insomma, questi vari studiosi si sono confrontati da diverse visuali disciplinari su questo tema, su questa figura, su questa categoria. Con un'avvertenza però: nessuno dei saggi, anche quelli che sono specificamente dedicati ai beni comuni, specificamente direttamente sin dal titolo dedicati ai beni comuni, nessuno dei saggi ha un carattere, come dire, descrittivo, tassonomico. No, i vari saggi, come peraltro è evidenziato nella premessa, sono tutti in tutti i saggi i beni comuni sono trattati alla stregua di elementi e fenomeni che presuppongono, leggo la frase di Bestella, che presuppongono un nuovo contratto sociale fondato sulla difesa delle risorse naturali minacciate da esaurimento, su pratiche di democrazia partecipata, sull'autogestione degli esseri umani coinvolti nella sopravvivenza e nell'amministrazione. E questo spiega la varietà dei saggi che si trovano in questo volume, perché appunto accanto ad alcuni saggi dedicati specificamente intitolati ai beni comuni, vi è anche un saggio dal titolo molto interessante sull'economia solidale quale forma di auto-organizzazione sociale contro la mafia, un saggio dal titolo Repubbliche brevi, Costituzioni lunghe, poteri e territori delle repubbliche nelle Costituzioni del 1647 al 1799 a Napoli, un'analisi sociologica sulla funzione politico-culturale del teatro Valle occupato, e anche due appelli, uno per sostenere l'asilo Filangieri sotto il Sondero e uno di un gruppo di giuristi, questi, per la difesa del municipio dei beni comunali di Sicilia. Che cosa sono questi beni comuni? Cosa si intende? A cosa ci si intende riferire quando si usa questa locuzione? Nel saggio molto che io ho apprezzato particolarmente perché diciamo è di un giurista, quindi può anche ai miei studi, nel saggio di Paolo Maddalena ad un certo punto, al 143, si legge che da un punto di vista generale si potrebbe dire che qualsiasi bene adatto a soddisfare i bisogni pubblici generali è un bene comune. E così si potrebbe dire che è bene comune la sicurezza, la tranquillità sociale, la salute, l'istruzione, la politica in senso alto, ma anche l'acqua, il cibo e così via. A questa impostazione però si obietta che un uso così ampio della locuzione bene comune rischierebbe di compromettere l'efficacia espressiva della stessa locuzione, se non addirittura di banalizzare il significato. Sarebbe quindi più opportuno cercare di cogliere i caratteri comuni che attraversano questi usi eterogenei della espressione e tentare, ove possibile, di costruire una categoria unitaria, se possibile. Ora, nella prospettiva specificamente giuridica, Maddalena evidenzia che il bene comune in senso giuridico dovrebbe essere costituito nell'ambito dell'universo giuridico e non nell'ambito dell'universo del pensiero umano. Ma come che siano le cose, si tratti di ricostruire questi beni comuni in una prospettiva sociologica, politologica o più precisamente giuridica, il punto di partenza in ogni caso di questa attività ricostruttiva dovrebbe essere rappresentato da una duplice consapevolezza, cioè da un lato
consapevolezza della necessità di garantire a tutti la fruizione dei beni naturali ed artificiali, cioè creati dall'uomo, idonei a soddisfare i bisogni essenziali dell'uomo, e dall'altro lato consapevolezza della necessità di opporsi all'inaccettabile tendenza alle privatizzazioni che, nel togliere la ricchezza in più ai molti per darla ai pochi, potrebbero anche privare i molti della fruizione di questi beni in favore.